Amici di Directa Sport, benvenuti in un Palacus colmo in ogni ordine di posto per assistere al derby che inaugura la stagione di Cus Cagliari e Virtus Cagliari. Palla 2 alzata in questo momento, tra poco vi daremo conto dei quintetti. Davvero atmosfera incredibile, Virtus che torna in A2 dopo un anno di purgatorio in Serie C, incredibile successo nei playoff nazionali, targato Iris Ferrazzoli con la sua grinta. L'allenatrice argentina è riuscita a guidare un gruppo dall'età media abbastanza bassa alla vittoria del campionato. Dall'altra parte il Cus che si presenta con un mix di conferme e di novità, anche delle ex importanti in questa sfida. Davvero non mancano gli elementi per un match di grande interesse. Subito una tripla presa da Landi, sbagliata Niola però con il rimbalzo offensivo può attaccare ancora il Cus. Landi attacca andando verso sinistra, conclude con la mano destra e sbaglia. Pellegrini Bettoli, il capitano della Virtus, conduce la transizione. Iva Georgieva, quindi una delle attesissime ex di questa partita, Federica Brunetti, che ha servito ancora Pellegrini Bettoli. Un frastuono assordante sugli spalti del Palacus, il pallone che è passato anche per le mani di Jeannette Ghilavogui, una delle novità nella stagione della Virtus. Ha punti nelle mani, ma qui va cortissima con il tiro dalla media distanza Iva Georgieva. Già dall'altra parte il capitano invece del Cus, Erika Striulli, e poi un'altra ex della partita a sbagliare il tiro da tre. In questo caso si è trattato di Ana Ljubenovic, chiamata dal sodalizio del dirigente Mauro Mannoni a difendere i tabelloni del Cus in questa stagione. Il primo canestro nel frattempo è arrivato, classica scorribanda nel pitturato per Iva Georgieva, muove il tabellino l'ex Mercede Alghero. Il Cus che dall'altra parte si deve sbloccare. La partenza di Niola, il suo tiro in penetrazione è rifiutato dal ferro, qui un po' sfortunata l'ex giocatrice di Vigarano. C'è Silvia Favento, l'unica ex che ancora non avevamo citato in questa partita. Qui si libera in maniera regolare secondo gli arbitri dalla marcatura di Striulli e poi piazza un tiro comodo dalla media distanza che vale il 4-0. Virtus con inizio molto aggressivo e Cus che invece deve registrare qualcosa nelle due metà campo. Tripla senza ritmo per Striulli, ancora ferro, poi Niola che va a commettere il fallo sul rimbalzo difensivo di Jeannette Ghilavogui per non permettere alla Virtus di scatenarsi in transizione. Come sentite in sottofondo, la Virtus è seguita in questa tra virgolette trasferta da un foltissimo pubblico. C'è grande entusiasmo dalle parti del Palarestivo, insomma, per questo ritorno in Serie 2 conquistato sul campo. Interessante anche il mercato allestito dalla squadra del presidente Paolo Pellegrini, che non nasconde ambizioni, non solo salvezza. Insomma, la Virtus con questa struttura può fare anche qualcosa di più importante. Intanto non contenuto qui il backdoor di Favento, c'è il fallo abbastanza evidente, dunque due tiri liberi per la giocatrice in canotta numero 5 per la Virtus Cagliari. Indicazioni per Federica Brunetti, mentre in lunetta, come detto, Favento lo scorso anno al Cus Cagliari, nonostante qualche problema di infortuni, è stata comunque importantissima, preziosissima per la salvezza tranquilla della squadra di Federico Sciascia. È arrivato un 1-2 qui per Favento, parziale di 5-0 Virtus entrando in questa partita. Poi uno scontro di gioco abbastanza duro con il fallo subito, in questo caso da Ana Ljubenovic, lunga slovena che ha fatto molto bene nelle ultime due stagioni lontano dalla Sardegna. In precedenza un biennio al San Salvatore Selargius, una stagione alla Virtus e poi la squadra che l'aveva portata per prima in Sardegna, ovvero l'Astro Cagliari, allenata da Carlo Zedda. Striulli prova a prendere il centro dell'area, fuori per Landi, dietro la schiena, non trova lo spazio per il tiro, apre in angolo, armata la mano di Ljubenovic che ha anche una dimensione perimetrale ma qui non lo dimostra. Buon rimbalzo difensivo di Ghilavogui e quindi Pellegrini Bettoli, che ha acquisito notevole maturità cestistica, non è più soltanto una giovane del roster ma è un capitano in tutto e per tutto. Qui Ghilavogui, secondo il signor Curreli di Assemini, va a liberarsi con un fallo
aveva cercato con il movimento di potenza di liberarsi dalla marcatura avversaria. Qualche sportellata di troppo, insomma, a giudizio del fischietto asseminese che dirige questa gara assieme ad Emilu Mura di Cagliari. Si riparte con Arianna Landi dal palleggio, quindi Erika Striulli, Ana Ljubenovic, il Kuss che deve ancora stappare il canestro. C'è anche Valentina Zucca in campo, il backdoor qui letto in anticipo, prestazione difensiva fin qui maiuscola per Ghilavogui, transizione Virtus, Favento riceve sul ribaltamento, passo d'incrocio, non c'è spazio per il tiro, un long two a segno per Federica Brunetti, 7-0 Virtus, time out in campo, lo ha chiamato coach Federico Sciascia perché il Kuss è in difficoltà. Vediamo come esce dal time out. Allora la formazione universitaria, ancora Landi ad agire in regia. Ljubenovic fa circolare per Zucca, mette il pallone per terra, attaccata in maniera abbastanza aggressiva da Pellegrini Bettoli. Pick and roll con Ljubenovic, non ha lo spazio per ricevere. Striulli sul secondo ferro e ancora canestro stregato per il Kuss, forse anche un po' di nervosismo in questo inizio di partita. Attacca con ritmi alti e con grande scioltezza dall'altra parte la Virtus Cagliari. Landi, il pallone fermato qui, il palleggio raccolto per meglio dire da Valentina Zucca che qui muove il perno. Infatti gli arbitri vanno a ravvisare una giusta infrazione di passi da parte della giocatrice in canotta numero 9 del Kuss. Esce Caldaro, prova a mulinare un po' la panchina Federico Sciascia per trovare soluzioni. Ripetiamo, 7-0 di parziale per la Virtus Cagliari. Ritorno in A2 con il botto fino a questo momento per la squadra di Iris Ferrazzoli e di Valentina Calandrelli. Subito il raddoppio dentro su Ghilavogui. Il pallone allora sputato fuori per Georgieva, quindi profondo per la linea di fondo di Pellegrini Bettoli. Partenza verso sinistra, muove prima il perno secondo l'indicazione arbitrale. Allora altra infrazione di passi, c'è anche Paola Novati in questo momento della gara in campo per il Kuss, reduce dalla vittoria nel campionato di A2 con la canotta di Palermo, pur essendo stata infortunata insomma per buona parte della stagione. Non riesce a correggere a canestro Ljubenovic, aggressività difensiva incredibile per la Virtus, tanta tenacia, tanta caparbietà, una squadra costruita a immagine e somiglianza del suo tecnico. Questo era un tema peraltro della partita che aveva abbondantemente preannunciato Federico Sciascia in sede di presentazione. Aveva detto la Virtus giocherà duro sui contatti con tanta aggressività, non bisognerà perdere la testa di fronte a questo aspetto. Qui si divora letteralmente il primo canestro della partita. Ana Ljubenovic da sotto sembrava il più comodo dei layup, invece non realizza. 9-0 Virtus. Nel frattempo il parziale si è allungato. Georgieva sfrutta il movimento di Brunetti. Ghilavogui non molto appariscente dal punto di vista offensivo, ma preziosa invece nell'altra metà campo. Brunetti può essere letale con questo genere di tiro, lo ha già dimostrato anche all'interno di questa stessa partita. 11-0, davvero inizio da incubo per il Kuss. Il consegnato per Striulli, scarico sotto ancora interessante per Novati, la stoppata di Brunetti che è un'ottima intimidatrice, corre anche il campo in contropiede. Georgieva, Ghilavogui prova a mettere il pallone per terra contro Zucca che sporca però la sfera, rimessa dal fondo ancora per la Virtus. Altri cambi per la squadra universitaria, c'è Federica Madeddu al posto di Ana Ljubenovic. Non un grande inizio di partita per lei, abbastanza scarica la giocatrice originaria di Lubiana. 11-0, ripetiamo, palla in mano Virtus, rimessa dal fondo per Iva Georgieva, si smarca Brunetti, il tiro frontale stavolta e va dentro, pure questo, sesto punto della partita per Federica Brunetti, subito con mano morbidissima dalla media distanza. Madeddu, anche lei reduce da un lunghissimo infortunio. Zucca appoggia il tabellone, errore non di poco, qui Favento rischia qualcosa, subito aggredita dopo il rimbalzo, ne esce con prepotenza fisica. Pellegrini Bettoli attacca in transizione, la Virtus dall'altra parte. Iva Georgieva firma il break di 15-0. Non è valso a tanto il timeout di Sciascia, il Kuss veramente non riesce a trovare la quadra in questa partita. Brutto inizio
Ora Striulli lavora dal palleggio, l'hesitation, ennesima persa, Brunetti non riesce però a controllare, allora perdonato questo errore da parte del capitano del Kus, che deve cercare magari di rallentare anche un po' i ritmi. Scarico sotto per Madeddu, questo va dentro e finalmente anche il Kus riesce a realizzare nella partita, a siglare i primi 2 punti. È stata dunque classe 2000. Madeddu ferma proprio mentre sembrava che stesse per sbocciare. Intanto Novati con l'anticipo, il secondo canestro consecutivo. Anche il Kus allora inizia a entrare in questa partita. La tavola sembra apparecchiata per un gran derby. Attenzione qui al movimento di Pellegrini. Bettoni prova a tagliarle la strada Erika Striulli. Secondo gli arbitri c'è il fallo del capitano del Kus. Altra sostituzione, dovrebbe essere arrivato il momento di Arianna Puggioni per il Kus. Primo fallo della partita per il capitano della Virtus. Anche dall'altra parte c'è stata una sostituzione, dovrebbe essere arrivato il momento di Nicole Boneva con la canotta numero 7. Tutto pronto per la rimessa in attacco di Iva Georgieva. 15-4 il punteggio qui. Un altro anticipo, stavolta per Valentina Zucca, che vola dall'altra parte. Parziale di 6-0 in risposta per il Kus Cagliari. 2 rubate, 2 canestri in contropiede. Vediamo se dà un po' di adrenalina. Allora questo break alla squadra di Federico Sciascia. Qui proprio, anzi si tratta di Giada Podda, non di Boneva. Secondo quintetto insomma in campo in questo momento per Ferrazzoli. Qui Favento costretto a un tiraccio allo scadere di 24 secondi e il Kus che può distendersi in transizione. Lo fa con il capitano Striulli, ribalta il lato. Zucca da 3 punti, il ritmo sbaglia ma era un buon tiro. Il rimbalzo offensivo altrettanto buono, lo conquista Paola Novati, che va a prendersi il fallo. Da un momento all'altro è girata l'inerzia di questa partita. Ora attacca con grande fiducia il Kus Cagliari, che come detto con Novati si è preso il fallo e ora rimette dal fondo. Il pallone affidato ad Arianna Puggioni. Seconda annata per lei al Kus. Madeddu fuori per Striulli, quindi in punta c'è Zucca. Mette il pallone per terra. Zucca trova Novati, poi ancora il pallone per la numero 9. Tiro in fadeaway di una gran dolcezza per Zucca, che sta cambiando la partita. 15-8. Dall'altra parte la Virtus che si affida invece a Zolfanelli. Sbaglia Zolfanelli, rimane aperto il parziale di 8-0 per il Kus. Ennesima transizione con Striulli. Protegge il pallone dall'assalto di Georgieva. Va fuori il tiro da 3 di Arianna Puggioni. Primo ferro, ancora una buona opportunità a rimbalzo. C'è forse anche la spinta di Novati. Si lamentava proprio per questo motivo Boneva. Secondo i signori Curreli e Mura però è stata proprio la giocatrice virtussina a trascinarsi il pallone oltre la linea di fondo campo. Dunque rimessa per il Kus e c'è un po' di respiro qui per Erika Striulli. Campo invece per Sara Saias, anche lei ex Mercede Alghero, giovanissima ma con già una buona esperienza nel campionato di Serie A2. Rimessa dal fondo per Puggioni, si smarca e riceve Novati. Attacca partendo lontano da canestro Brunetti, perde però la maniglia. Regalato il contropiede alla Virtus. Georgieva segna con il fallo e andrà in lunetta con il tiro libero aggiuntivo. Ha tenuto bene il contatto. Ingenuità qui per Saias, interrompe il momento di difficoltà la Virtus, che si porta sul 17-8, meglio interrompe il parziale di 8-0 del Kus e ora può allungare sul più 10 con il libero che però Georgieva sbaglia. Attenzione perché c'è il rimbalzo d'attacco invece per Brunetti. Si gioca con una intensità veramente incredibile. Brunetti non è riuscita a controllare il possesso. Allora rimessa Kus da zona difensiva con Arianna Puggioni, servita a Saias che ha chiamato lo schema maglia. Chiamata maglia nell'attacco universitario. Si apre per ricevere Valentina Zucca. In punta c'è Madeddu. Il blocco per il ricciolo di Zucca. Qui un brutto tiro per la giocatrice in canotta numero 9. Pure lei giovane e interessante nel vivaio del Kus, Brunetti. Ed ecco anche l'ingresso in campo di Anna Lussu. Fa davvero strano non vederla con i colori gialloneri. Una
un radicale cambiamento, insomma, quest'estate per lei. Specialista difensiva e giocatrice che sa esaltarsi quando sente l'aria di derby. Il tiro da 2 punti a segno intanto lo realizza Zolfanelli, se non abbiamo visto male, per la Virtus, che si riporta sul solido più 11, 19-8. Ancora chiamata maglia per il Cus. Il tiro da 3 senza ritmo, ma va comunque dentro per Paola Novati. Vantaggio della Virtus Cagliari sul Cus dopo i primi 10 minuti di gioco. Cus comunque rinvigorito dalla tripla allo scadere pescata da Paola Novati. Si torna in campo, parziale iniziale di 15-0, ricordiamo, in favore della Virtus, contro break 8-0 per il Cus. Intensità irreale in questa partita. Saias per Zucca, quindi Madeddu subito aggredita qui in maniera troppo veemente secondo gli arbitri da Jeannette Ghilavogui. C'è il fallo dell'ex Savona e rimessa in attacco per il Cus. Tantissimi anche i cambi in questa partita. È proprio Ghilavogui che esce, qualche problema per lei, dovrebbe aver appena speso il secondo della sua partita e dovrebbe essere entrata in campo Pisano per la Virtus. Andremo a verificare non appena sarà possibile. Dunque subito interruzione appena iniziato il secondo quarto. Arianna Puggioni rimette in gioco ed è tornata anche Ana Ljubenovic. Il consegnato per Saias, non un granché il primo quarto della slovena, vedremo se saprà riscattarsi. Qui il ribaltamento non riesce, Georgieva con il suo contropiede rapidissimo, fermata senza fallo. Qualche protesta dalla panchina della Virtus. Zucca dall'altra parte, dentro bene per Ljubenovic che segna con il fallo un po' chiamata l'ex Virtus San Salvatore. Allora risponde presente, mentre confermiamo che in precedenza per la Virtus era entrata proprio Pisano e sta per uscire Zucca invece per il Cus. Derby con anche tante giocatrici sarde in campo. Primi 2 della partita intanto per Ljubenovic, la possibilità di accorciare ancora. 19-13. Meno 6 Cus. E arriva anche il canestro a cronometro fermo. 19-14. Pellegrini Bettoli attirata qui in una trappola, in un raddoppio che premia Sara Saias. Il canestro da sotto accorcia ancora il Cus. Ingenuità qui per la Virtus, con Pellegrini Bettoli che non ha letto in maniera puntuale la situazione di pressing. Lo scarico intanto sotto per Favento da parte di Brunetti, abbassa il pallone, chiamata di palla contesa. È la regola del possesso alternato che premia proprio la Virtus. C'è una reprimenda intanto per Anna Lusso da parte di coach Ferrazzoli. In precedenza invece il colloquio era stato con Pisano, qui totalmente persa. Brunetti con il taglio sotto canestro, per fortuna del Cus sbaglia. Ljubenovic si tuffa sul pallone, non riesce a raggiungere. Striulli dall'altra parte con il cambio di mano per il meno 2 Cus Cagliari. Dopo il 15-0 iniziale della Virtus, la partita sembrava aver già preso un preciso indirizzo. È stata brava la squadra di Federico Sciascia a rimettere a posto le cose, e ora arriva anche la parità. 4 punti in fila per Striulli, parità a 19 e break di 8-0 ancora una volta per il Cus Cagliari in questo secondo quarto, aggiungendo anche la tripla di Novati invece in conclusione di primo quarto. Fa 11-0. Intanto fuori proprio Novati per il Cus Cagliari. C'è in campo con il numero 8 nuovamente Eugenia Caldaro per la terza stagione consecutiva nel roster di Federico Sciascia. Rimessa in attacco Silvia Favento, iniziato benissimo, poi si è un po' persa come tutta la Virtus in questo secondo quarto. Pellegrini Bettoli proprio per Favento, non rifiuta la tripla, il pallone fa dentro e fuori. Sfortunatissima l'esperta, la classe 1985. Puggioni, Striulli, e poi ragiona il Cus che deve cercare anche di abbassare leggermente il ritmo della partita. Striulli che poi prova ad accelerare andando verso sinistra. Lo scivolamento difensivo è difettoso
secondo gli arbitri. Allora rimessa in attacco, fallo della difesa per la Virtus. La grande carica agonistica in questi minuti si è trasformata in foga deleteria. Stanno attaccando abbastanza male le bianco-blu e stanno difendendo peggio, con vari sbandamenti e transizioni troppo facilmente concesse. Striulli parte verso destra, arresto e tiro in faccia a Lussu. C'è il fallo deciso da parte della numero 16. Fallo ovviamente in azione di tiro, dunque ci saranno 2 liberi per Striulli. È arrivato anche il momento nella partita allora del capitano del CUS. Pure lei non era riuscita a incidere più di tanto nel primo quarto, invece si è accesa in questi ultimi minuti. Gran protagonista del nuovo 8-0, parziale ancora aperto per il CUS Cagliari, che ora per la prima volta nel match può portarsi avanti. Cerca la concentrazione per il primo tiro libero Erika Striulli. Sbagliata però la prima conclusione, per la gioia della buona rappresentanza di pubblico virtussino presente qui in via Ismirionis. Altra possibilità per la giocatrice ex Venezia dentro il secondo. Vantaggio 20-19 per il CUS, e sottolineiamo ancora una volta si tratta del primo vantaggio nella partita. Post basso per Brunetti, a un passo dal recupero Ljubenovic. Altri 2 errori intanto per Brunetti da sotto, che non riesce a capitalizzare la sua superiorità fisica a rimbalzo. Saias con troppa frenesia dall'altra parte, si pasticcia anche in questo frangente. Favento si crea lo spazio per un comodo palleggio, arresto e tiro. Stavolta è la difesa del CUS a non essere puntuale. Contro sorpasso sul 21-22. Può essere letale dalla media. Silvia Favento, lo sa bene il CUS, lo sa Federico Sciascia, tecnico che si sbraccia in panchina. Ribaltamento di lato, è tornata Arianna Landi, non riesce a prendere il centro dell'area, o meglio cercava qui uno scarico ma non c'era lo spazio. Georgieva in contropiede, gira sul perno e realizza con la mano sinistra. Gran canestro questo, canestro del +3 Virtus sul 23-20. Giocatrice di contropiede, se ce n'è una, Iva Georgieva. Potuto correre in campo semiaperto. Pick and roll Striulli Ljubenovic. Landi da 3 dentro per la nuova parità a 23. Botta e risposta. Arianna Landi cerca pure lei di essere protagonista in questo derby. Zolfanelli per la Virtus, anche lei come Ghilavogui è arrivata da Savona. Si butta a sinistra Georgieva. Il fallo è deciso da parte di Striulli. Davvero difficile difendere in situazioni di 1 contro 1 con Iva Georgieva. Un primo passo rapidissimo, giocatrice che negli anni scorsi tendeva anche in certe circostanze a esagerare con gli 1 contro 1, con le soluzioni rapide, non troppo ragionate. Magari un anno in una categoria inferiore le ha fatto bene, sembra effettivamente maturata. Una giocatrice che ha avuto esperienze importanti anche negli Stati Uniti, al college. Ha sbagliato il primo libero, il secondo invece va dentro. Allora la Virtus rimette la testa avanti sul 24-23. La chiamata maglia da parte di Arianna Landi, che agisce in posizione di playmaker. Ljubenovic sempre lontano da canestro in questo avvio di partita. Ha trovato Striulli, la partenza è buona e anche il tiro che si arrampica sul ferro e poi entra. 25-24. Continuo gioco di sorpassi e controsorpassi. Pellegrini Bettoli accoppiata con Niola. Brunetti parte da lontano contro Ljubenovic, che però sembrava averla contenuta bene almeno inizialmente, poi perde un po' il controllo del corpo. Interessantissimo il duello, la partita nella partita fra Brunetti e Ljubenovic. Fin qui ad avere la meglio è stata senz'altro Brunetti, più protagonista, più presente, mentre Ljubenovic si è vista soltanto a sprazzi. 2 liberi per la numero 15 bianco-blu. Il primo è sbagliato, non grandi percentuali a cronometro fermo
da entrambe le parti. Ne approfitta Ferrazzoli per parlare un po' con le sue ragazze. Il secondo libero di Brunetti che è ugualmente sbagliato, ma c'è l'extra possesso. Favento cadendo all'indietro dall'angolo. E allora 26-25 Virtus Cagliari. Striulli in post da Caldaro, prova il giro sul perno, riesce ad attaccare in maniera interessante inizialmente il mismatch con Georgieva, ma poi la conclusione da dimenticare. Pellegrini Bettoli conduce bene la transizione, poi attacca difesa schierata, c'è Georgieva in punta alla tripla senza ritmo, sbagliata qui dalla bulgara. Il rimbalzo di Niola. Striulli, non c'è un attimo di sosta in questa partita, ritmi vertiginosi, vedremo se le squadre sapranno mantenerli fino alla fine. Ljubenovic, Striulli che taglia, riceve spalle a canestro Caldaro, arriva la spinta di Favento, c'è il fallo da parte di Silvia Favento e può attaccare ancora il Cus. Fase centrale del secondo quarto, davvero non c'è stato un attimo di sosta. C'è peraltro il bonus e dunque ci sono liberi per Eugenia Caldaro, pure lei ha bisogno di entrare in partita, può essere importante da sotto, lunga che ama anche correre il campo. Primo libero realizzato per la parità a 26. Ancora Caldaro, dentro pure il secondo. 27-26 più 1 Cus Cagliari. Zolfanelli, ancora difesa allungata per il Cus, stavolta lavora bene invece la Virtus che si crea questo tiro abbastanza affrettato comunque dall'angolo con Pellegrini Bettoli. C'è spazio quindi per Arianna Landi, prova ad accelerare, mette in ritmo in angolo Caldaro, un cross per la lunga vicentina, arriva con la consueta energia dall'altra parte Niola, tripla a segno, fa esplodere il Palacus. Erika Striulli per il più 4, massimo vantaggio nella partita per la squadra universitaria. Da dietro Niola per poco non riusciva a recuperare il pallone su Zolfanelli, poi ancora il pallone che arriva nelle mani dell'ex Savona, dorme a rimbalzo difensivo il Cus, extra possesso qui colpevolmente concesso alla Virtus. Georgieva tiene il pallone fermo a lungo, poi lavora sul pick and roll, deraglia totalmente, recupero qui per il Cus che attacca con Striulli, si butta dentro Striulli e segna con il fallo qui, aiutata dagli dei del basket. 32-26, ancora strappo di Marca Cussina. Striulli probabilmente l'MVP del secondo periodo di gioco, ci vuole un time out a chiamarlo, è stata in questo caso Iris Ferrazzoli perché la Virtus ha perso un po' contatto con la partita. Si torna in campo allora dopo il time out di Iris Ferrazzoli, si attarda ancora la Virtus. Federico Sciascia può senz'altro essere soddisfatto di quanto visto in questo secondo quarto. Si sta giocando sul filo dei nervi, sulla tenuta atletica anche ovviamente, considerando anche che siamo soltanto all'inizio della stagione. Tanta grinta, tanto agonismo, fasi di pallacanestro magari in certi frangenti non illuminanti, ma comunque è un bel derby senz'altro fino a questo momento. A condurlo è il Cus che è stato sotto di 15 anche, ricordiamo, proprio inizio gara. Altro canestro con fallo per Striulli che attende prima dell'esecuzione dalla lunetta. Si torna in campo, vedete Brunetti, Favento, Georgieva, Lussu e Pellegrini Bettoli, l'artiglieria pesante in campo in questo momento per la Virtus. Risponde il Cus con Caldaro, Ljubenovic, Landi. Intanto Striulli segna per il 33-26.
è ritoccato il massimo vantaggio. Qui Lussu, un'ingenua palla persa, contropiede 3 contro 1, lo conduce Striulli, scarico sotto per Landi, anche lei segna con il fallo. Quante ingenuità ora per la Virtus, che scivola sotto sul -9. Sviluppo singolare, più che singolare direi, di questa gara, con degli strappi decisi e continui, inerzia che continua a cambiare padrone. Potenziale gioco da 3 punti anche per l'ex Moncalieri. Landi dentro per il rotondo +10. Cus Cagliari 36-26. Derby pazzo qui a Saduchessa. Georgieva dal palleggio, sale Brunetti a bloccare, parte invece verso destra Georgieva senza avere bene le idee chiare. Allora ennesima palla persa per la Virtus. Striulli, passo d'incrocio, non trova compagni per uno scarico, prova a concludere, la difesa di Lussu è buona, il rimbalzo di Favento e poi il pallone affidato nelle mani di Pellegrini Bettoli, sfugge via a sinistra, si butta dentro, c'è il fallo di Ljubenovic. Secondo l'interpretazione arbitrale resta abbastanza sorpresa la slovena, che aveva cercato di mantenere la posizione difensiva corretta con le braccia perpendicolari al corpo. Era arrivato anche l'aiuto di Caldaro peraltro, e allora invitata in lunetta Pellegrini Bettoli. 2 punti potrebbero essere oro in questo frangente per la Virtus, che per la prima volta nel match è sul -10. Reazione pazzesca del Cus nel secondo quarto. E ora il pallone è consegnato. Pellegrini Bettoli che sbaglia il primo libero. Non abbiamo a disposizione le statistiche in tempo reale del match, ma le cifre a cronometro fermo, soprattutto in casa Virtus, sono abbastanza deficitarie. Rachele Niola 0 su 2 ovviamente per Bettoli. Ljubenovic parte lontano da canestro contro Brunetti. Le due, se vogliamo, hanno caratteristiche anche non troppo diverse tra loro. Lussu dall'altra parte in contropiede, anche per lei la specialità della casa. Errore per Anna Lussu. Arianna Landi vuole mettere ordine nelle spaziature. Il Cus riceve Caldaro, il consegnato per Valentina Zucca. Chiude il palleggio, non c'è spazio, le maglie sono molto chiuse nella difesa della Virtus. Palla in angolo, Ljubenovic sbaglia da 3, poi in 2 a lottare sul pallone vagante. Si trattava di Pellegrini Bettoli e di Niola. Ljubenovic si tuffa pure lei, ma si trascina il pallone oltre la linea di fondo e quindi c'è la rimessa per la Virtus. Ricordiamo la situazione di punteggio: padrone di casa avanti sul 36-26. Non si segna da un po'. Sono le difese in questo momento a farla da padrone. Accenno di difesa allungata ancora da parte del Cus, ma riesce a condurre il pallone in zona offensiva senza problemi Zolfanelli. Tentativo di anticipo sulla ricezione di Lussu. C'è il pallone deviato da Zucca e allora rimessa in attacco per la Virtus. Ci sono dei cambi in casa universitaria. Torna Madeddu al posto di Caldaro e torna Striulli al posto di Niola, probabilmente per riaccendere un po' la sua squadra dal punto di vista offensivo. Federico Sciascia ha pensato a quest'ultimo cambio. Sembra essere finalmente tutto pronto per la ripresa del gioco, con la rimessa affidata a Laura Pellegrini Bettoli. Zolfanelli, la sua ricezione lontano da canestro, arriva ancora Pellegrini Bettoli a prendersi il pallone, parte forte verso destra, buonissimo il contenimento di Striulli, il tiro di Pellegrini Bettoli viene bevuto dal ferro con gran coraggio, ci ha provato. 36-28. Intanto il pallone è sotto per Madeddu, che non riesce a concludere. Striulli da 3 punti, non rifiuta il tiro, lo realizza, fa benissimo il capitano Cussino. 39-28, nuovo massimo vantaggio sul +11, frastuono assordante sulle tribune del Palacus. Pellegrini Bettoli affrontata da Valentina Zucca, arriva Brunetti a prendersi il pallone, fuori per Favento sul suo primo passo.
Attenzione, perché potrebbe esserci stato un altro fallo per Ana Ljubenovic. Sta rischiando di caricarsi un po' troppo di falli. Sarà preziosa, dovrà essere determinante, anzi soprattutto nel secondo tempo per il Cus. E fallo doppiamente ingenuo, perché in situazione di bonus permette a Favento di tirare dalla lunetta. Meno 10 con il primo realizzato, 39-29 che diventa 39-30 per effetto del 2-2. La giocatrice della Virtus, Madeddu. Zucca, e poi si va dentro da Novati, bellissimo giro dorsale, fermata da Zolfanelli in maniera regolare a detta degli arbitri. Vedete quanto sia arrabbiata per questo mancato fischio Paola Novati. Lamentato anche una trattenuta. Gli arbitri non hanno voluto sentire ragioni. Si riparte. Pellegrini Bettoli per Zolfanelli. Favento subito dentro da Chilavogui, qui persa da Madeddu. Ingenuità da parte di Federica Madeddu, che ha poi speso il fallo terminale, non valutato ovviamente come antisportivo. È un fallo semplice. Chilavogui, che in situazioni di mismatch l'ha tagliata fuori usando bene il fisico. Dentro il primo libero di Jeannette Chilavogui, 39-31. Dentro pure il secondo per il 39-32. Bene fin qui Chilavogui in questo derby, che se con un assetto da corsa per la Virtus non ha avuto tanti minuti nel secondo quarto. Landi in angolo da Striulli da 3, stavolta è lungo, lotta però con grande caparbietà, rimbalzo d'attacco. Valentina Zucca va a prendersi il preziosissimo fallo commesso qui da Laura Pellegrini Bettoli. E come detto, ovviamente ci sono liberi. Oro colato per il Cus, circostanze che permettono anche di respirare un po' in una partita così accesa. Zucca sbaglia il primo tiro libero, davvero poca precisione, abbiamo già sottolineato più volte. Zero su 2 per Zucca, rimbalzo portato giù da Chilavogui. Zolfanelli per Pellegrini Bettoli, mantiene il palleggio aperto, si apre per la ricezione Federica Brunetti a un passo dall'anticipo. Qui Zucca, il tiro dalla media di Zolfanelli rifiutato dal secondo ferro. Striulli arriva per prima sul rimbalzo, Pellegrini Bettoli non controlla il corpo, interviene con un po' troppa irruenza. C'è il fallo del numero 23, 2 liberi gratis sostanzialmente per Erika Striulli sulla segnalazione del signor Curreli, che poi è andato anche a dire qualcosa alla panchina della Virtus. Ci sarà bisogno del cambio perché non è felice la situazione falli di Pellegrini Bettoli. Sta per tornare Anna Lussu, cambio anche per il Cus con Caldaro che riprende posto sul parquet. 39-32 per il Cus Cagliari, che aveva iniziato il secondo quarto sotto invece di 8 lunghezze sul 19-11. Striulli con il primo libero, dentro, più 8 Cus, 40-32. E dentro pur con qualche patema anche il secondo. Sale in doppia cifra Erika Striulli. Favento intanto dentro, bellissimo gioco a due con Brunetti, che però sbaglia un rigore a porta vuota. Attenzione al nuovo fischio arbitrale, stavolta la colpevole dovrebbe essere proprio Striulli, una sorta di sgambetto ai danni di Brunetti. Parla con le compagne Striulli, parla anche con gli arbitri, e così il fallo è suo e ci sono 2 tiri liberi per Federica Brunetti. Stagione notevole lo scorso anno per lei al San Salvatore Selargius, la stagione
nel ritorno in Sardegna dopo lunghi anni di assenza. Ha sbagliato il primo, sbaglia anche il secondo. Brunetti arriva sul rimbalzo in qualche modo. Ghilavogui da sotto si apre lo spazio e va non lontana da un potenziale gioco da 3 punti. Jeannette Ghilavogui, tanta sostanza sotto canestro, buona presa sul mercato per la Virtus. Stiamo parlando di un'ala pivot classe 97 che ha trascorso le ultime 4 stagioni a Savona, dalla Serie C fino alla Serie A2. 6 punti di media lo scorso anno, un season high di 13 contro Civitanova Marche. Ha segnato il primo, 41-33. Quando siamo agli sgoccioli del secondo quarto, sbagliato il secondo, il pallone tenuto in campo da Striulli che si affretta nel iniziare questa azione offensiva per il Cus Cagliari. Sistema le spaziature, Striulli vuole giocare questo mismatch con Ghilavogui, vuole andare in isolamento, fa trascorrere ancora qualche secondo sul cronometro, poi va da Zucca, la partenza lungo la linea di fondo, pasticcia il Cus, recupera Brunetti e poi Favento. Raccoglie il palleggio Favento, poi taglia verso canestro, si va dall'altra parte invece per Zolfanelli, gioca a 2 con Brunetti, il tiro da 2 è corto, termina il secondo quarto, vantaggio Cus a Saduchessa, 41-33 sulla Virtus Cagliari. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Hai un'idea e vorresti realizzare coperture e strutture in legno? Delogu Legnami crea il tuo progetto. Consegna in tutta l'isola. Delogu Legnami, da 25 anni leader nel settore. Il bello di poter creare con il legno. Info 070 35 10 350. Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimo Mannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Inizia il secondo tempo a Saduchessa, si riparte dal 41-33 in favore del Cus Cagliari. Ljubenovic, Striulli controllata da Zolfanelli. Striulli attende l'uscita dai blocchi di Landi che prova a trovare un corridoio di penetrazione, non ci riesce. Fuori Striulli da 3, cortissimo rimbalzo lungo che però premia Paola Novati. Extra possesso per le universitarie. Landi, Ljubenovic non di grande qualità, questo passaggio attacca bene il close out. Niola, forse un fallo non ravvisato però dagli arbitri. Zolfanelli per Favento e quindi il post basso di Brunetti, mismatch contro Niola, non lo sfrutta Brunetti, sbaglia, poi torna in possesso del pallone, sbaglia ancora da sotto. Davvero numerosi gli errori di misura di Federica Brunetti che poi si lamenta per un fallo a suo dire non concesso. Mette tutti quanti d'accordo Silvia Favento con il primo canestro del terzo quarto, quello che permette alla sua squadra di portarsi sul meno 6, 41-35. Conciliabolo Ljubenovic, Niola e poi si riparte con Arianna Landi sempre a chiamare lo schema maglia per il Cus. Erika Striulli per Ana Ljubenovic, il blocco di Novati che poi si apre per la possibile ricezione. Niola, la partenza e poi ancora Arianna Landi che gioca a 2 con Novati, prova a prendere la penetrazione verso destra ma veramente non c'era spazio. Ottima prova difensiva ancora in questa fase per la Virtus. Raramente concede canestri facili, qui bel palleggio, arresto e tiro dopo la finta. Paola Novati a segno per ristabilire le distanze sul 43-35. Zolfanelli, un'occhiata dentro per Ghilavogui che però non può ricevere. Zolfanelli
fuori Brunetti, Georgieva taglia dentro, lo riceve invece Favento oltre l'arco dei 6,75, step back, il tiro da 2 con errore, il tiro se vogliamo di Silvia Favento. C'è Georgieva, ottima, rimbalzo d'attacco Zolfanelli, tripla aperta ma sbagliata, rimbalza una mano per Ghila Fogui, fermata fallosamente da Novati. Molto brava anche qui a prendere il tempo al rimbalzo Jeannette Ghila Fogui, permette alla Virtus con il fallo subito di attaccare ancora con Marta Zolfanelli. Prova a smarcarsi sotto, ci riesce Ghila Fogui, ma Zolfanelli non la vede e allora scadono i 5 secondi per la rimessa, palla persa dalla Virtus. Si rammarica Ferrazzoli in panchina anche perché la sua squadra era riuscita a liberare Ghila Fogui con una serie di blocchi sotto canestro. Sempre la consueta chiamata maglia per Landi, riceve Paola Novati, Striulli consegnato per il capitano del Cuscagliari, parte verso sinistra prendendosi il blocco, accetta il cambio, contiene bene qui Brunetti, non le concede il tiro. Novati da 3 lungo a rimbalzo, Ljubenovic riesce soltanto a toccare, poi ancora la slovena a tornare in possesso del pallone. Landi, l'hesitation di Landi, non c'è spazio per il tiro, sbaglia Niola da 3 punti e attacchi che faticano nuovamente. Georgieva, ancora la bulgara, mette un po' di ordine nell'attacco della Virtus. Zolfanelli, come era prevedibile, è leggermente calata l'intensità delle due squadre, qui pescata con un mezzo miracolo Favento sotto. Zolfanelli da 3, errore dall'angolo, Ljubenovic riesce a tener lì il rimbalzo ma poi sbaglia il passaggio di apertura da terra. Ghila Fogui, giro dorsale, Georgieva invitata al tiro da 3 lungo, Ghila Fogui tocca soltanto, riconquista Favento in reverse a segno. Troppi secondi possessi davvero concessi dal Cuscagliari. C'è l'immediato time out chiesto da Federico Sciascia, che ha parlato con le sue ragazze. Ljubenovic, quindi Striulli, Erika Striulli trova Rachele Niola. Lo scivolamento di Georgieva è buono, Niola è riuscita comunque a sgusciare via ma non ha avuto la necessaria precisione al tiro. Qui si lamenta il Cus, non ha probabilmente tutti i torti, poteva starci una chiamata di palla accompagnata ai danni di Georgieva. Infatti per questa ragione si attarda nelle proteste Striulli. Gli arbitri hanno assegnato comunque la rimessa dal fondo alla Virtus Cagliari dopo che la sfera era stata deviata da una giocatrice cussina. Ghila Fogui contro Ljubenovic, buonissima difesa qui per la slovena, c'è l'infrazione di passi. Puntuale stavolta la chiamata di Emilu Mura di Cagliari. Ha provato a passare dove non c'era lo spazio Jeannette Ghila Fogui, palla persa dalla Virtus, 43-37, 6 punti di vantaggio per chi attacca ed è il Cuscagliari che serve spalle a canestro. Ana Ljubenovic, si fa vedere Arianna Landi, riceve in questo momento, controllata invece da Federica Brunetti, dietro la schiena Striulli, il tiro è corto, consuete doti, una giocatrice quasi di playground, ottima in fase di 1 contro 1 Erika Striulli. Intanto il fallo deciso su Favento, è stata Novati a intervenire in maniera irregolare, valutato come fallo semplice questo, un fallo un po' al limite, non c'era grande interesse nel raggiungere il pallone, si voleva in maniera manifesta fermare l'azione avversaria. Punteggio che non è cambiato, sempre 6 punti per il Cus, 6 punti di vantaggio sul 43-37, mentre rientra in campo Arianna Puggioni, una tiratrice dunque per il Cus, mentre la Virtus a rimettere in attacco con Zolfanelli. Georgieva, spazio da 3, la mette per il -3 Virtus, 43-40, gran partita davvero fin qui per Iva Georgieva. Si prepara un altro cambio per il Cus. Niola, Caldaro a occupare il post basso, Ljubenovic rischia lo sfondamento su Georgieva, gli arbitri
lasciano correre. Ricezione ancora dentro per la slovena su un piede, praticamente sfortunata, anche se spesso generosa la sua prestazione odierna. Qui c'è stato un altro fischio, vediamo, il pallone dovrebbe essere assegnato alla Virtus. Un solo possesso divide le due formazioni, 43-40. E ora il pallone della possibile parità per la Virtus Cagliari, gestito da Marta Zolfanelli. La insegue Sara Sayas, anche lei tornata in campo per la squadra universitaria. Intanto qui c'era la marcatura d'anticipo di Ljubenovic su Gilavogui. Aveva sporcato il pallone Ljubenovic, la sua difesa sembrava abbastanza onesta, non è così secondo gli arbitri, ha protestato a lungo Federico Sciascia. Rimessa già eseguita dalla Virtus, grande hesitation qui per Georgieva che manda al bar la sua avversaria diretta, ma poi non riesce a realizzare, segna invece e lo fa peraltro subendo il fallo Gilavogui per il -1. Virtus Cagliari, la possibilità di tornare in parità a quota 43. Prestazione maiuscola davvero per la giocatrice in canotta numero 13 bianco-blu. Sostanza ma anche qualità e soprattutto un buonissimo impatto fisico. Anche per lei c'è un errore dalla lunetta, l'ultima a toccare qui dovrebbe essere stata Brunetti e infatti la rimessa viene assegnata al CUS. Ma quante amnesie al rimbalzo difensivo per la squadra di Sciascia. Puggioni sulla rimessa, Sayas andrà a ricevere, ne approfitta il tecnico della squadra di casa per rimettere un po' di ordine. Le squadre iniziano a stancarsi, aumentano gli errori, diminuisce un po' l'intensità. Si gioca sempre sul terreno, insomma, dell'agonismo, della battaglia, se vogliamo anche della bagarre. Sayas va verso sinistra, trascina il perno e infatti anche qui corretta e puntuale la segnalazione del signor Curreni di Assemini. Passi per Sara Sayas. Zolfanelli le mette pressione proprio la numero 11 Cussina. Zolfanelli per Favento. Ecco la ricezione in post per Gilavogui, un po' difettosa, arriva il taglio puntuale di Favento fuori da Zolfanelli. Non ha costruito ancora granché la Virtus, si parte con il pick and roll centrale tra Zolfanelli e Brunetti, non riesce a realizzare Brunetti, dopo il roll c'è un contatto anche qui giudicato regolare. Sayas, Ljubenovic spara in angolo per Sayas, Kus che deve cercare di costruire un vantaggio, fatica qui Sayas, un cross, Caldaro mantiene in campo con un mezzo miracolo, Zucca sbaglia da 2 punti, poi Sayas nuovamente sfortunata, praticamente il pallone le carambola su un ginocchio e dunque la rimessa è per la Virtus. Sempre sul 43-42, possibilità per il sorpasso virtusino. Zolfanelli, Favento, Brunetti, poi si muove Zolfanelli, non si era accorta in un primo momento che il passaggio era per lei, stava semplicemente dando movimento e continuità all'attacco, ma in maniera quasi involontaria aveva eseguito un buon backdoor. Era arrivato infatti il pallone, ma lei non se n'era avveduta. Sayas, Ljubenovic, Zucca, sempre oltre l'arco, controllata da Georgieva, consegnato per Sayas. Gioca a 2 con Ljubenovic. Palla ottima sotto per Caldaro che tagliava lungo la linea di fondo. Non tanta aggressività nell'andare su per il layup da parte dell'ex Velco Vicenza, ma comunque riesce a pescare 2 tiri liberi preziosi per ricacciare indietro l'assalto della Virtus. Sta per tornare Boneva intanto per Iris Perazzoli. Ed eccola qui in campo con la canotta numero 7, mentre Caldaro si prepara per la doppia esecuzione dalla lunetta. Errore per Caldaro. Time out individuale in panchina per Zolfanelli.
0 su 2 per Caldaro, rimbalzo prezioso di Ana Ljubenovic. Una delle cose migliori fin qui nella sua partita. Nuovo più 3 Kus, 45-42. Boneva. Movimento di Pellegrini Bettoli, Georgieva in angolo da Brunetti, da 2, errore, rimbalzo qui comodo per Eugenia Caldaro e ancora Sara Sayas. Vediamo come risponde il Kus. Valentina Zucca per Ana Ljubenovic, consegnato per Sayas, il blocco di Caldaro. Sayas, palleggio, arresto e tiro per lei, il pallone che danza sul ferro e poi esce. Altro errore per Sayas, che comunque è stato ancora un buonissimo backup dalla panchina per la playmaker titolare del Kus. Intanto palla recuperata, Puggioni corre il campo, sbaglia solissima qui Zucca, rientro difensivo mancato che farà imbestialire Ferrazzoli. Nessuno ha seguito. Allora ringrazia il Kus che manda a segno il più 5. Georgieva raccoglie il palleggio forse un po' troppo presto, trova Boneva. Il backdoor di Favento, persa immediatamente qui dall'avversaria, si trattava di Puggioni. E poi cadendo all'indietro, a pochi eguali in questo campionato, Silvia Favento per il meno 3, 47-44. Derby che si gioca sul filo dell'equilibrio dopo che entrambe le compagini in diversi momenti della partita avevano saputo raggiungere vantaggi nell'ordine della doppia cifra. Chiamata maglia per Sayas, schema offensivo designato per il Kus. Ljubenovic, Valentina Zucca, Sayas. Ljubenovic chiede l'utilizzo di una sponda per poi ricevere in post basso ed è esattamente ciò che succede con Giada Podda che la spinge proprio al momento della ricezione. Allora viene segnalato il fallo che vale questa rimessa da fondo campo per il Kus Cagliari. 4-7, 4-4 in favore di chi attacca. Ultima parte del terzo quarto. Sayas, Zucca fa vedere Ljubenovic in angolo, ancora Sayas 1 contro 1 con Pellegrini Bettoli. Non trova un angolo per tirare, finisce in bocca praticamente a Favento che fa suo il pallone. Ancora Favento. Prova a metterci anche un po' di fosforo. Ora la partenza tutta birra invece di Georgieva. Brunetti da 2 fronte a canestro. Errore Georgieva con il tap out. Dovrebbe esserci stato un ultimo tocco da parte di Zucca. Infatti è questa la segnalazione arbitrale. La Virtus può restare lì, può restare in attacco per provare a riprendere ancora una volta il Kus. Ecco che torna in campo Striulli. Favento si fa vedere, riceve Georgieva, poi torna a prendersi il pallone. Favento si gira e tira immediatamente senza pensarci due volte. Soltanto ferro, rimbalzo per Puggioni, fallo ancora di Giada Podda. Secondo personale, ovviamente entrambi spesi stretto giro di posta. Si lamenta Sciascia all'indirizzo degli arbitri. Ljubenovic, Zucca, Striulli mette il pallone per terra, cercava poi con il ribaltamento di servire Puggioni a un passo dal recupero dopo la persa. Sempre il capitano del Kus, partita che continua a essere abbastanza confusa e in certi frangenti un po' troppo frenetica. Silvia Favento con gran classe regala il -1 alla Virtus, 47-46. Kus che non può permettersi di concederle queste situazioni di palleggio, arresto e tiro così comodo. La mano di Favento è assolutamente vellutata, tra le migliori marcatrici della Virtus. Fa saltare Brunetti. Ljubenovic va fino in fondo con la mano sinistra, ricaccia indietro la Virtus. 49-46. Qualche lampo qua e là anche per Ljubenovic. Favento ha poi ribaltato Georgieva, blocca e poi si porta verso canestro Brunetti. Georgieva non compie una gran lettura forse in questo caso, perché
va a prendersi anche la marcatura della giocatrice che difendeva su Brunetti. Riesce, pur in una situazione assolutamente intricata, a guadagnare un fallo. 2 liberi. Dentro il primo. 49-47. Più 1 Kus. Chiedo scusa, più 2 Kus, che diventa più 1 ovviamente con il secondo libero realizzato da Georgieva. Attenzione qui allo scontro Striulli e Pellegrini Bettoli. Fischio è contro Striulli, 2 liberi per Pellegrini Bettoli. Incredula per questo fischio del signor Curreli. Striulli ora le sue rimostranze, mentre Pellegrini Bettoli sbaglia il primo libero. Ma occhio, direi percentuali attorno al 40% a cronometro fermo per la Virtus, che sbaglia pure il secondo, sempre con il capitano Pellegrini Bettoli. Linea di passaggio qui un po' telefonata da parte di Ljubenovic. Termina il terzo quarto, Kus sul più 1. E inizia anche l'ultimo quarto a Saduchessa. Più 1 Kus, palla in mano, post basso per Caldaro, fuori per Novati. C'è la buona chiusura, ma insiste su quel lato il Kus. Novati, il tiro con errore, la lotta a rimbalzo qui che premia Georgieva. L'intensità, lo spirito di sacrificio di Iva Georgieva. Laura Pellegrini Bettoli dal palleggio. Serve Iva Georgieva. C'è ancora già da Podde in campo. Attenzione qui all'anticipo di Novati. E poi arriva anche Striulli. Offerto il pallone sotto. Novati si trova però in una posizione scomoda. Riparte il Kus. Tripla con spazio per Erika Striulli. Questa era particolarmente invitante. Si dispera Striulli. Poteva essere un canestro anche psicologicamente determinante a questo punto, per magari dare in là un nuovo strappo delle universitarie. Così non è stato. Allora la Virtus può attaccare per il possibile nuovo controsorpasso. Federica Brunetti dalla media, ed eccolo qui il sorpasso sul 50-49. Brunetti e Favento lontano da canestro fanno davvero male al Kus. Novati in angolo da Puggioni, da 3. Errore, attenzione perché arriva Landi. Giro e tiro per Puggioni, che era rimasta attiva là sotto. Fallo portato a casa dall'ex Viterbo, tra le altre. Ed ex, peraltro, Virtus, una delle tantissime ex di questa partita, ha vissuto sulla sua pelle la stagione della retrocessione, una stagione difficile con tantissime giovani nel roster che sono però cresciute. Nel frattempo rimessa in attacco per il Kus. Proprio Puggioni che trova Striulli. Blocco verso sinistra, mantiene il palleggio aperto, va sotto da Novati. L'ultimo tocco è proprio dell'ex Andros Palermo. Palla persa per il Kus. Quanta intensità difensiva ancora per la Virtus, che è sempre su tutte le linee di passaggio. Pellegrini Bettoli. Quindi Federica Brunetti. Sbaglia Brunetti, lotta a rimbalzo che però la premia ancora, le strappa però il pallone dalle mani Paola Novati. Contropiede per il Kus. Striulli. Buono il rientro di Pellegrini Bettoli. Buono il rientro di tutta la Virtus, a dire il vero. Qui sbaglia Novati. Troppi errori, troppa frenesia ancora una volta. In transizione Georgieva non punisce, ma c'è ancora un rimbalzo d'attacco concesso alla Virtus. Pellegrini Bettoli, questo è un gran canestro. In penetrazione, con coraggio, con faccia tosta per il più 3 Virtus. 52-49. Kuska nella parte centrale della gara ha mantenuto la testa avanti. Qui Striulli si inventa pure lei un canestro che strappa
applausi al pubblico di Sa Duchessa. Sapiente uso del piede perno per lei, sapiente uso della virata in particolare. Mani addosso di Caldaro sul primo passo di Giada Podda, il fallo della numero 8. Torna la guerriera di casa Cus, Niola fuori Puggioni, specialista difensiva Niola, giocatrice di grande temperamento anche lei, un po' come Lussu dall'altra parte, assolutamente giocatrice da derby. Georgieva fa vento. Ghila Vogui con qualche problema sulla ricezione. Ancora Iva Georgieva che si sposta verso sinistra. Il tiro da 3 punti di tabella dentro. Questo fa malissimo al Cus Cagliari. Più 4 Virtus, 55-51. Non aveva assolutamente ritmo. Sembrava una tripla quasi della disperazione. Invece l'ha messa con l'aiuto della tabella. Iva Georgieva sbaglia Striulli dall'altra parte in penetrazione, tiene vivo però in maniera molto preziosa Caldaro la partenza verso destra di Landi in penetrazione non lontana dal gioco da 3 punti. Arianna Landi, fallo di Giada Podda, dovrebbe essere il terzo della partita per lei, che ora si consulta con Favento. 2 liberi per Arianna Landi, ex Libertas Bologna, ex Broni, è stata anche in Serie A1 con la blasonata canota del Lemura Lucca. Primo libero realizzato, ho detto lo scorso anno a Moncalieri, 4 punti e mezzo di media per lei, sbagliato il secondo. Ghila Vogui per Georgieva, vuole un pizzico in più di calma Georgieva. Podda fa vento dall'altra parte, dentro in post da Jeannette Ghila Vogui, prova a muoversi verso il centro dell'area, forse anche leggermente sgambettata, gli arbitri lasciano correre. Georgieva da 3 sbaglia un tiro che era comunque ben costruito dalla squadra di Iris Ferrazzoli. Niola dentro, un passaggio telefonato e compreso in anticipo da Pellegrini Bettoli. Grande attività difensiva ancora per lei stesa, senza tanti complimenti qui da Paola Novati. Più 3 Virtus Cagliari, ricordiamo 55-52. Ultimo quarto di fuoco a Sa Duchessa, derby che ci si augura possa rappresentare anche uno spot per il basket femminile sardo, che possa permettere alle due squadre di guadagnare seguito prezioso per il resto della stagione. Tutte e 3 le squadre sarde in questo girone sud del campionato di Serie A2 secondo me possono competere per le zone medio-alte della classifica e speriamo insomma possano tutte e 3 regalarci delle soddisfazioni. Ricordiamo anche l'impegno esterno del San Salvatore Selargius sul campo della Credit Agricole La Spezia. La Spezia che è sì a tutti gli effetti una delle principali candidate al salto di categoria, squadra che ha vinto l'ultima regular season. E ci immaginiamo anche il derby tra queste due squadre, il San Salvatore insomma, ugualmente acceso quando ci verrà proposto dal calendario, ma questo è a tutti gli effetti il derby più blasonato del basket sardo, quello più ricco di tradizione, di storia. Intanto Georgieva fermata da Valentina Zucca. C'è anche qui il fallo, c'è una nuova interruzione, partita che nel secondo tempo è stata abbastanza spezzettata. Le squadre hanno un po' pagato il grande sforzo fisico prodotto nei primi 20 minuti. Tanti errori, talvolta anche banali. Un derby insomma comporta anche questi aspetti. Intanto Ghila Vogui si prende un altro 1 contro 1
lamenta una infrazione di passi Novati. Secondo gli arbitri invece il fallo lo ha commesso proprio lei. Rimessa Virtus. Novati fuori, dentro Caldaro. Non si segna da tanto, sempre 3 punti di vantaggio per la Virtus qui a Sa Duquesa sul 55-52. Mischiano le carte anche i due tecnici in panchina. Torna Zolfanelli per la squadra di Ferrazzoli. Ghilavogui in angolo da Giorgeva, finta e poi tiro da 3 con errore. Qui rimbalzo lungo per Striulli. Striulli osserva il piazzamento difensivo della Virtus, parte verso sinistra in mezzo alle gambe. Si sposta Ljubenovic che si era aperta invece per il tiro dalla media distanza senza essere servita dalla sua playmaker. C'è stato un fischio per un fallo difensivo e ci sarà anche un cambio, il rientro di Favento per la Virtus. Torna in panchina accolta dagli applausi Laura Pellegrini Bettoli, un gran canestro davvero per lei poco fa, prestazione di grande carattere. Rachele Niola dal palleggio cercava qui uno scarico interessante per Caldaro. Buona la rotazione difensiva della Virtus, sporcata la linea di passaggio e rimessa sempre per le universitarie. Niola per Striulli, il tiro difficilissimo allo scadere di 24, errore, poi prova a mantenere vivo senza successo Eugenia Caldaro. Pallone consegnato alla Virtus, continua a non segnare a Sa Duquesa. 55 per la Virtus, 52 per il Cus che difende. Zolfanelli, Georgieva, ancora Iva Georgieva dal palleggio. Ghilavogui si smarca e riceve il pallone. Ghilavogui va a servire in angolo Zolfanelli, dentro da Brunetti, il pallone riaperto fuori. Georgieva parte verso destra, cambia mano, Niola non riesce a contenerla allo scadere di 24. Il tiro era buono qui per Georgieva. Niola dall'altra parte, uno slalom irresistibile, quindi il pallone offerto in angolo a Zucca, non trova però lo spazio per tirare. C'è Ljubenovic, mette a posto i piedi, sceglie la partenza contro Ghilavogui che non è dinamica quanto lei, ma la porta sull'aiuto più che mai produttivo di Federica Brunetti. Altra difesa da evidenziare per la Virtus. Brunetti, il backdoor di Zolfanelli che però non realizza. Niola tocca e controlla poi sugli sviluppi Striulli. La ferma con il fallo tattico Georgieva per impedire una transizione comoda per il Cus. Erika Striulli sulla rimessa, prima però il time out. Niola ha servito Striulli, un possesso pieno di differenza tra le due squadre, 55-52 per la Virtus, non si segna da diversi minuti, prova a risolvere Valentina Zucca, primo ferro e il rimbalzo difensivo è portato giù da Silvia Favento. Georgieva per Zolfanelli, Ghilavogui si fa vedere ma non può ricevere, c'è Brunetti, c'è anche Silvia Favento in mezzo alle gambe, blocca e riblocca Brunetti, dentro il pallone anticipato però da Rachele Niola, corre il campo, Niola prova a concludere ma sbaglia, Caldaro arriva con grande energia, rimbalzo, palla contesa e vediamo un po' qual è l'indicazione della freccia, è la direzione d'attacco del Cus e allora ci può riprovare la squadra di Sciascia. Striulli sulla rimessa, Ferrazzoli con la solita energia in panchina, la solita garra sudamericana. Intanto Ljubenovic con un altro errore, non può essersi costruita il vantaggio, un altro mismatch, subito raddoppiata, fuori il pallone tempestivamente per Striulli, altro mismatch stavolta con Brunetti, step back, tiro da 3, errore per Striulli, il Cus fatica terribilmente a segnare. E la Virtus che però non ne approfitta, non scappa, sempre 3 i punti di vantaggio per la squadra di Ferrazzoli.
Zolfanelli, Brunetti, Ghilavogui in linea di passaggio qui rischiosa ma comunque efficace. Step back e tiro da 3 anche per Georgieva con errore. Arianna Landi sul rimbalzo difensivo. C'è Striulli, Ljubenovic chiede il pallone, si va sotto invece da Caldaro, può sfruttare il vantaggio fisico su Georgieva. C'è la spinta da parte della giocatrice bulgara, secondo gli arbitri, fallo che permette ad Eugenia Caldaro di andare in lunetta con 2 liberi per muovere finalmente il tabellino. Provare a riportare il Cus sul meno 1. Sbagliato il primo da Caldaro. Dentro invece il secondo, 53-55. Rosicchia quantomeno un punticino. La compagine universitaria. Favento, lo show difensivo di Ljubenovic. Servita Brunetti, batte sul close out Zucca, però c'è Landi qui con una ottima difesa, completa il recupero e lancia il contropiede di Zucca. Attenzione a Valentina Zucca, fermata irregolarmente da Marta Zolfanelli. Altri 2 liberi per le cussine. Possibilità preziosissima per impattare a quota 55. Valentina Zucca è stata una delle migliori della sua squadra in questa partita. Dentro il primo per il meno 1, 55-54. Lungo dialogo tra Ferrazzoli e Zolfanelli mentre si prepara per il secondo libero Zucca. Dentro pure questo. E allora un mini supplementare a Saduchessa. 55-55. Georgieva mantiene il palleggio aperto. Arriva Brunetti vicino a lei, vuole il pallone. Il taglio di Zolfanelli consegnato per Favento. Ancora qualche rischio qui per la Virtus. Il tiro dall'angolo di Brunetti stavolta non accolto dal ferro. Il rimbalzo lo porta giù Landi. Ha ritrovato grande energia il Cus. Qui il recupero da dietro. Vuole il fallo Landi. C'è semplicemente la rimessa. Che l'ultimo tocco era stato della giocatrice della Virtus. Landi, Caldaro e poi Zucca. Parte verso destra Zucca e realizza un altro gran canestro senza paura. Anche le giovanissime, come era stato per Pellegrini Bettoli poco fa. Valentina Zucca. Stiamo parlando di giovani ma che hanno già buone esperienze di Serie A2, hanno anche grande personalità, lo stanno dimostrando. Georgieva gira sul perno, qui abbracciata poco amichevolmente. C'è il fallo, il canestro valido. C'è il potenziale gioco da 3 punti per Iva Georgieva, anche lei super protagonista. È una delle migliori in assoluto in casa Virtus. Sembra essere maturata in buona parte, almeno questa sera ha nascosto tanti dei suoi difetti, tra virgolette, di gioventù. Il talento non è mai stato un problema per Georgieva. E arriva ancora il canestro. La Virtus ora si porta sul +2, 59-57. Zucca, Ljubenovic, Cus nuovamente in difficoltà emotiva, deve inseguire. Il pallone dentro, la stoppata di Brunetti su Caldaro, imperiosa, poi non riesce a mantenere in campo Georgieva. E c'è il time out in campo perché Sciascia vuole fare quadrato, vuole parlare con le sue. La rimessa in attacco per il Cus, la esegue Landi. La virata di Striulli, il tiro difficilissimo cadendo all'indietro, errore Caldaro, non ci arriva, porta giù Favento.
Inizia a sentire il profumo della vittoria la Virtus. Zolfanelli. Manca ancora tanto però, attenzione a Striulli, specialista anche in palle rubate. Zolfanelli trova Ghilavogui. Un asse tutto tra ex savonesi, con grande padronanza tecnica. Giro sul perno, fallo subito, 2 liberi per Jeannette Ghilavogui. Alla voce migliori giocatrice della partita, anche lei ha senz'altro qualcosa da dire. Più 2 Virtus, 2 liberi. Sbaglia il primo Ghilavogui. Pensa già alla prossima azione offensiva, ovviamente Federico Sciascia. Tante indicazioni per Striulli in particolare. Qui c'è l'abbraccio ai danni di Caldaro, a rimbalzo, fallo evidente di Federica Brunetti, che concede 2 liberi alla sua avversaria. Caldaro allora chiamata all'opportunità del pareggio. Nel frastuono assordante del Palasport, il Saduchessa realizza il primo con grande freddezza. Caldaro, -1, 59-58. Sbagliato il secondo, Ghilavogui tocca a rimbalzo e infatti la rimessa per il Kus, che aveva timidamente un tocco di Ljubenovic, non accontentata. La lunga in canotta numero 13. Altro timeout in campo intanto. Si torna con la Virtus avanti sul Kus con il punteggio di 59-58. Rimessa in attacco per le universitarie. Pallone ora affidato alle mani di Arianna Landi. Si apre per ricevere Ljubenovic. Erika Striulli dal palleggio. Può essere la giocatrice di questo finale per il Kus pick and pop con Ljubenovic, che però poi non trova il modo di arginare la difesa di Ghilavogui alla meglio. La giocatrice della Virtus che attacca, ma c'è il recupero dall'altra parte per Valentina Zucca. Il cambio di mano e poi Zucca che mette male il ginocchio. Attenzione, qua c'è un brutto infortunio per la giocatrice del Kus. Terribile infortunio che purtroppo è stato visibile anche da questa postazione. 46 secondi al termine. Tegola per il Kus. Purtroppo era abbastanza evidente. Infortunio al ginocchio molto grave per Valentina Zucca. Ancora una volta la sfortuna. Nera ci toglie, mentre arriva un fallo antisportivo ai danni di Brunetti. Kus emotivamente anche condizionato da ciò che è successo poco fa. 2 liberi più possesso, dicevamo la sfortuna. Nera ci toglie un'altra giocatrice sarda giovane che stava facendo bene in A2, che era pronta in rampa di lancio in doppia cifra in un derby così delicato. Valentina Zucca, ci auguriamo di rivederla al più presto sui campi. Dentro il primo libero per Brunetti. Era stato così 2 anni fa, per esempio, per Federica Madeddu, che sembrava sul punto di spiccare il volo. Una serie infinita di problemi l'ha tenuta distante dai campi praticamente per 2 anni. Messo male il ginocchio da sola, sfortunatissima. In bocca al lupo a Valentina Zucca. Intanto ovviamente il Kus va con il fallo sistematico di Landi qui su Favento. 61-58 la partita che volge ormai al termine. Vedete le giocatrici della Virtus che già iniziano a festeggiare. C'è da fare i complimenti senz'altro alla squadra bianco-blu al ritorno in Serie A2. Subito grande personalità, grande agonismo, grande efficacia difensiva, grandissima prestazione difensiva, sottolineiamo 2 volte, mentre la chiude definitivamente sul +5 Favento. Termina qui il derby, sorride alla Virtus Cagliari che torna in A2 con il botto, vinto il derby in casa del Kus con il punteggio finale di 63-58. Le tue partite in diretta streaming.
Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.